I oms di Efraim però diseren a Gedeon. Saresti al chest il mud di Tratanus, che non tu non sas clamas per la combatti quintri di Madian, e faseren un gran baruffon. Ur rispondè, c'è ho fatti o quintri di Voatris, i rapolons di Efraim non valino più che non la vendeme di Abiezer. Dio alla metutte vuestris mans, i caporions di Madian, Oreb e Zeb, in ce varesi ho sbagliati io quintri di Voatris? E quanche or dise così, ur passà la fumate. Gedeon arriva al Jordan e al passà di là da laghe. Ma lui e i 300 oms che aveva da ursi aierin scanas a forza di sta ursot. Allora al dise alla in di Sucot, dai tu spray un toc di pan a di che oms, quai da urmi e che son strax muars e mi toccia in cest sta ursot a Zeba che Zalmude, res di Madian. Ma i sorestans di Sucot i risponderin. Has tu zat al puin lis mans di Zeba che di Zalmune, che tu pratindis che urdedin di mangiare i tiei soldats? Non l'importe, disse al Gedeon. Però, appena che il Signor mi varà me tutte mans Zeba che Zalmune, us dischiernarai tai baraz dal desert e te sburalis. Di là, di lì, al montà a Penuel e al disà le stesse robe alla in di Penuel, che risponderin compagni di che di Sucot. Anche alla in di Penuel ur rispondè, quanche o tornerai in Daur, dopo di ve vinciut, che ste torate le splanarai di fonde fur. Zeba che Zalmune aierin a Carcor, culi lor schiris, un 15.000 oms, duc che erin restas de armade dai fis dall'Orient. Andiere colaz un 120.000 di lor, dute int, buine di spade. Gedeon alle supe strade di che son a state tende, a evade di Nobac e di Ogbe, e al fiscale esercit propit quan che plui crodeve sigur. Zeba e Zalmune a sciamparin, ur corre da ur e al chiappa presonirsi doi res di Madian, Zebac e Zalmune. Rivuart all'esercit e fase pierde la tramontane. Finito il pest, Gedeon al tornape subide di Cheres, al fermà un zovin di Sucot e lo interpellà e che li mette per scritto i noms dai sorestans di Sucot e dai anzians, 77 oms. Gedeon, fi di Oas, si presentà all'ore dein di Sucot e urdisè, vecchi Zeba che Zalmune, che mi veis beleat in merit disimmi, hast tu zat al puin lis mans di Zeba che di Zalmune, covaressin di daur di mangiai tie oms finiz? Allora al chiappai anzians de citat e cui baraz dal desert e cui sburalis al dischiarnà i oms di Sucot, al sdruman di fonde la torate di Penuel e al fase un macialissi de in de citat. Pour disè a Zebac e Zalmune, ce mutierino che gli oms che io vei scopà sul Tabor? Risponderin, ti semeavi in te, ognun di lor si va respodut chiapalu par un fi di re. E Gedeon, aierin miei fradis, fis di memari, per vite dal Signor, se io vessis lasas in vite, io come non smaciares. Allora ide ordine a Jeter, il soprinfi, moviti, fasio fur. Ma il frut non tira fur la spade, perché che noi traeve il cur, cagliere masse zovin. Zeba che Zalmune allora diserin, spessea fanus fur, perché che tala le l'om e tala di essi la sofuarce. Allora Gedeon aglieva su, al copà Zeba che Zalmune e al portavia lis miegilunis che i camei aveva intorno al quel. I oms di Israele diserin a Gedeon, fasinus dire, tu, to fi e to nevot, za che tu nos has salvas de grife di Madian. Ma Gedeon rispondè, non mi tocchi a me di regnare sore di Voatris e neanche a mio fi, perché che il Signor regnerà sore di Voatris. Al zontà Gedeon, permettemi di domandare su ne robe. Ognun di Voatris che mi dedi un anel dal Sorafat, che aveven pierdut, erin in effiet furnis di anei d'aur, perché che erin ismaeliz. Tai din volentieri risponderin.
Allora lui slargò la sua mantelline e loro rabuttarono ognuno un anel dal sora fat. Il pes dagli anelli d'aur che aveva Cirus alle sue 1700 ciclos d'aur, senza mettere in con gli smiegilunis, i rinchins e i vestiti di purpure che ammettevano intorsi i res di Madian, e senza contare anche i golars che i loro camei avevano intorno al quel. Gedeon al fasè pari a un efod che lo mettette tesositata a offre. Tutti Israele si buttò in genoglon denant di che slu, e che stal fon tramai per Gedeon e pesocchiase. Così Madian al sbassà la cresta denant da Israeliz. Non arriva più a ripiarsi e la tiere pode tirare il flat per 40 anni, fin che vive Gedeon. Jerubbaal, fidioas, sindile alle sta chiase so. Gedeon ha avuto 70 figli, duciei, perché aveva un disordine di feminis. La sua concubine, che ieri sta a Sichem, i parturì anche io un frutto, che mette in non Abimelech. Gedeon, fidioas, al morì dopo di una belle vecchiaie, e lo sotterrarono tal tombal di Oas sopari, a offre di Abiezer. Muar Gedeon, Israelizza tornarono a fa porcaris cui Baals e si chiolerin per Dio Baal Berit. Israeliz non si visarin più dal Signor lor Dio, che aveva tiras fur des grifis di duci nemis dell'intor, e neanche per chiase di Jerubbaal, ven a sta Gedeon, non mostrarin nessuna grad di sorte, con tutto il ben che aveva fatto a Israele.